Nord-Est, buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano torniamo sulla tragedia di ieri a Piombino Dese. Pio Giaretta, l'operaio morto cadendo dal parapetto all'interno di una cava, è la sesta vittima a Padova dall'inizio dell'anno. Il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, torna a chiedere alla Regione l'attivazione dell'Osservatorio Veneto. Viveva a Carmignano di Brenta, Pio Giaretta, e i lavori all'interno delle cave li conosceva bene, era il suo mestiere. Si trovava a Piombino Dese ieri pomeriggio all'interno della cava ex Siges, quando intorno alle 15, mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione, è precipitato, volando giù da un parapetto dall'altezza di circa 3 metri. I soccorsi immediati, prima dei colleghi, poi dei sanitari del SUEM 118, che hanno fatto partire anche l'elicottero da Treviso, non sono valsi a salvargli la vita. Pio Giaretta, che indossava il caschetto di protezione ed era un addetto molto esperto, avrebbe battuto la testa su una putrella. La caduta non gli ha lasciato nessuno scampo. Le indagini sono affidate allo Spisal e ai carabinieri. Nel frattempo a Carmignano di Brenta, dove Pio Giaretta e la sua famiglia sono molto conosciuti, la notizia si è diffusa rapidamente. Era stato sposato con un'ex consigliera comunale, Pio Giaretta, padre di 2 figli, sarebbe diventato nonno a breve. Una tragedia che allunga la scia di morti sul lavoro. In provincia di Padova, seconda in Veneto come numero, da inizio 2023 le morti bianche sono state 6, 29 le vittime del lavoro in tutta la regione. La cronaca ci porta ora dal Bignasego, scontro tra un furgone e una moto questa mattina lungo la strada Battaglia, grave il 17enne motociclista. Grave incidente stradale stamattina verso le 7:30 in strada Battaglia ad Albignasego. Un motociclista di 17 anni è stato trasportato in ospedale a Padova in prognosi riservata a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Padova, il giovane, all'altezza della rotatoria di fronte ad un supermercato, avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere violentemente contro un furgoncino che proprio in quel momento stava transitando. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 che dopo aver stabilizzato il ferito l'hanno trasportato in ospedale. Il 17enne è in condizioni critiche, la viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora. Apriamo ora la pagina politica, c'è anche Fabrizio Boron tra gli 11 militanti della Lega espulsi dal Consiglio federale. Qualcuno credo dovrebbe anche dire no, nel momento in cui a Padova prendiamo il 6%, facciamo 2 consiglieri comunali, a Verona la perdiamo, poi perdiamo Vicenza, facciamo un consigliere comunale. Qualcuno dovrebbe anche dire che magari qualche errore lo fa e che non è così, cioè ha la capacità di non sbagliare mai, perché poi alla fine sembra che nessuno sbagli mai. C'è chi governa il partito o chi ha avuto delle responsabilità di governo del partito negli ultimi 2 o 3 anni in maniera decisa e insomma gli errori poi si pagano. L'ultima uscita da leghista lunedì sera a Ring, talk show di Antenna 3, emittente del gruppo Media Nord-Est, per commentare i risultati delle amministrative a Vicenza appena vinta dal centro-sinistra. Anche in quel caso Fabrizio Boron non ha risparmiato critiche a quello che ora è il suo ex partito. Ricordo benissimo il percorso che ci portò alla vittoria del 2014 su Padova. È stato un percorso dove il candidato era voluto, era scelto, si è lavorato in maniera forte sul territorio, e invece di personalismi che a volte magari portano a difficoltà e che poi si manifestano come l'anno scorso magari è andata a finire Verona. L'espulsione dalla Lega è arrivata di certo non come un fulmine a ciel sereno, visto che i rapporti tra il consigliere regionale padovano e il Carroccio erano tesi da più di un anno. La decisione è arrivata direttamente dal federale di Via Bellerio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il sostegno alle recenti amministrative al candidato Mario Fiorindo a Mestrino, contrapposto al sindaco uscente e poi riconfermato Marco Agostini, scelto dalla Lega. Borona l'anno scorso inoltre non aveva mancato di esprimere il suo disappunto per la scelta di candidare Francesco Peghin, sindaco di Padova, che perse al primo turno contro Sergio Giordani. Il confronto porta sicuramente a trovare soluzioni migliori e condivise. Se poi non c'è il confronto e ci sono le
Decisioni calate dall'alto, qui sta parlando un po' della Lega, dai, ho capito. No, io ho detto parlo per la Lega, non mi permetto di parlare per gli altri. Poi ci sarebbe anche la questione dell'insolvenza di Boron nei confronti del partito. Da mesi infatti non verserebbe la quota che ogni amministratore eletto o nominato è obbligato ad erogare, una cosa che il consigliere regionale aveva apertamente dichiarato. Le epurazioni nel Padovano in totale sono state 4. Oltre a Boron ci sono Tiziana Gaffo, che anche lei a Mestrino aveva sostenuto una candidata della lista Fiorindo e nota per posizioni Novax durante la pandemia, Massimiliano Bertazzolo, consigliere comunale di Albignasego, e Michele Rettore di San Giorgio delle Pertiche, protagonista pochi mesi fa di una candidatura a segretario provinciale in aperta polemica e poi ritirata. Rimaniamo sulla vicenda, noi abbiamo raggiunto telefonicamente il consigliere regionale Boron, sentiamo le sue parole. Guardi, io non ho notizie ovviamente ufficiali, perché a me non è arrivata nessuna comunicazione, apprendo dagli organi di stampa quanto sarebbe accaduto. Sarebbe abbastanza incredibile, no, che ormai le raccomandate si mandano a mezza stampa. Però vabbè, vedremo nei prossimi giorni se tale cosa è vero, cosa avranno scritto nel provvedimento. Credo che tutto quello che si sia creato sul discorso di insolvenza, per il quale vorrei ricordare che l'insolvenza va controllata dal 2015 ad oggi, no? Perché poi nascondersi dietro l'ultimo periodo solo perché c'è un congresso in corso è abbastanza incredibile. Bisognerebbe controllare dal 2015 ad oggi a tutti i livelli e su tutte le regioni quello che è successo. Io ricordo benissimo, insomma, ho sempre pagato tutto e anche di più, e ricordo benissimo che questa storia girava anche negli anni passati, però non è mai stato fatto nulla. Oggi viene presa in campo questa cosa e molto probabilmente io sono il capro espiatorio, perché io ho dichiarato apertamente che tutto ciò che è da versare verrà versato nel momento in cui questo partito si dà delle regole di trasparenza e democrazia, cose che, se tale notizia fosse vera, smentirebbero la mia speranza, insomma, ecco. Io credo che questo sarebbe un provvedimento ascrivibile al congresso che si deve fare. Mi par di capire, insomma, che chi sta scrivendo le regole per il congresso è lo stesso che poi si deve candidare. Lei ha mai visto una cosa del genere? Siccome forse io ho detto una verità, e allora questa verità deve essere taciuta. Ecco. Stranamente queste cose succedono nel momento in cui si deve celebrare il congresso regionale, il congresso nazionale veneto. Non è un caso. Cambiamo ora argomento. Protesta a Padova questa mattina dei commercianti sul cavalcavia a Borgomagno per chiederne la riapertura. Sul posto in diretta la nostra Chiara Gaiani. Buongiorno da Padova, ci troviamo davanti a quello che ormai è diventato una sorta di cavalcavia della discordia, il cavalcavia Borgomagno. Questa corsia che vedete, quella che dal centro città porta all'Arcello, ormai chiusa da quasi un mese, l'Ascom ha dato vita a una manifestazione proprio per chiedere al Comune di rivedere questa sua decisione. Con noi c'è il presidente di Ascom, Patrizio Bertin, che ringraziamo. Ricevete decine di telefonate dai vostri commercianti che sono al di là del cavalcavia, quindi nel quartiere dell'Arcella. Sì, è una preoccupazione che va avanti da anni, perché insomma prima è stato detto che il ponte non aveva stabilità, quindi era pericoloso, e diciamo la verità, lì noi abbiamo alzato le mani, perché se un ponte è pericoloso va chiuso e non si discute. Oggi viene fuori che il ponte non è pericolante o pericoloso e quindi si può aprire. Allora questa è una situazione ideologica, non si vuole aprire perché c'è una guerra alle auto. Abbiamo una situazione che è imbarazzante perché abbiamo il SIR 3 che sta partendo con i lavori e quindi da una parte viene insomma blindato perché ci sono i lavori del tram, da un'altra parte vengono chiusi perché un cavalcavia viene considerato un attraversamento, perché per loro questo è un attraversamento. No, è un'esigenza per collegare una parte di città importante come l'Arcella al centro storico, e questo è il valore di questo ponte qua, di questo cavalcavia, e noi dobbiamo
dobbiamo assolutamente chiedere all'amministrazione di aprire questo cavalcavia. Ne va della vita di una parte di città, di commercio, ma anche di cittadini che lo stanno chiedendo. Sono state raccolte 5.000 firme, non una firma, e non è Patrizio Bertin che sta chiedendo questo, è un movimento, l'associazione nostra, che siamo bombardati di telefonate tutti i giorni che ci chiedono aiutateci, aiutateci. Non possiamo sottrarci a questa cosa, lo faremo fino alla fine, fino a quando il cavalcavia sarà riaperto. Ecco, c'è un problema di traffico in generale però sulla città di Padova da discutere. Tra l'altro ricordiamo che il quartiere che è alle nostre spalle è il quartiere più popoloso di tutta la città. Sì, l'Arcella è il quartiere più popoloso della città. La città è congestionata e ce ne rendiamo conto perché sono stati fatti tantissimi sensi unici, sono state convogliate le auto tutte sui sensi unici, quindi code interminabili, sono stati fatti giustamente piste ciclabili, marciapiedi sempre più ampi. Però questo chiaramente a una città come Padova che ha 200.000 abitanti, che però in città ne arrivano 500.000, qualcuno mi deve spiegare come si fa. Abbiamo le tangenziali che sono intasate al mattino, non ci si può mettere sulla tangenziale e quindi è un problema veramente oggi di rivedere un piano del traffico urgentemente e cominciare a capire assieme anche ai tecnici quali sono le soluzioni immediate da dare a questa città. Padova rischia tantissimo, noi non vogliamo che sia una città ricettiva, una città bella, accogliente, ma anche fluida nel traffico. Ecco, allora noi ringraziamo davvero Patrizio Bertin e penso sarà la prima di una serie di proteste che come commercianti metterete in atto, e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Chiara Gaiani e al suo ospite. Torniamo alla cronaca. Scritte contro la comunità omosessuale sono apparse sui muri del Palazzo Liviano, sede della Facoltà di Lettere dell'Università di Padova, lungo via Arcova Laresso e anche sul muro della Prefettura. Le scritte sono un probabile attacco prima del corteo del Padova Pride che si terrà sabato. Sul caso sta indagando la Digos. Cambiamo ora argomento. È in pensione da oggi Andrea Spagna, medico dell'azienda ospedaliera di Padova, fino a ieri direttore della centrale operativa del SUEM 118. 66 anni per tutti, l'uomo del 118. È in pensione da oggi Andrea Spagna, il medico che nel 1996, forte della sua specializzazione in anestesia e rianimazione, diede vita alla centrale del SUEM, un'esperienza che ha segnato tutta la sua vita professionale e non solo. Ricordo che il 118 è stato attivato in Italia formalmente nel 92, per cui dopo un po' alla volta si sono attivate tutte le regioni con tempistiche diverse e niente, è stata una sfida, nel senso che è stata una cosa presa da zero. 27 anni di lavoro, 27 anni dedicati a portare soccorso a persone sofferenti e in difficoltà, 27 anni in cui il SUEM 118 ha gestito anche i mesi lunghi e difficili della pandemia. Un servizio cresciuto sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista umano, ricorda con fierezza Andrea Spagna. Nel 2000 le missioni di soccorso erano 58.000, nel 2022 sono state 95.258 al giorno, con l'uso dell'elicottero cresciuto e arrivato a 440 voli di soccorso l'anno. Con fierezza, lo scorso 10 marzo ha inaugurato la nuova centrale operativa, fiore all'occhiello della sanità padovana, un investimento da 1.600.000 euro. Adesso si godrà la famiglia e il tempo ritrovato e con l'empatia che lo ha sempre contraddistinto affida il servizio a quanti in questi anni hanno lavorato accanto a lui, tra i quali Giacomo Miazzo, 41 anni, che in attesa del concorso sarà il nuovo direttore. Io penso che insomma è la macchina avviata, per cui penso che insomma ci siano gli uomini e gli strumenti per portarla avanti in modo adeguato. Ci spostiamo ora al Parco Treves. Il comune ha deciso di allungare gli orari di apertura al pubblico. Il fascino del giardino romantico all'inglese, un angolo di quiete immerso nel verde nel cuore della città. Il Parco Treves dei Bonfili è senza dubbio il giardino di Padova più bello, realizzato tra il 1829 e il 1835 dall'architetto Giuseppe Iappelli, che progettò anche lo storico Caffè Pedrocchi. Oggi il Parco Treves resta sconosciuto ai più, non solo ai turisti ma anche agli stessi padovani, che fanno fatica a godere di un luogo così suggestivo per colpa degli orari di apertura molto ridotti del giardino, che si trova accanto
impianto a Porta Pontecorvo alle spalle del Policlinico. Il comune di Padova ha deciso così di moltiplicare gli sforzi per aumentare l'apertura del parco, che da maggio a settembre resterà aperto anche in pausa pranzo dalle 10 alle 18, a marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre dalle 10 alle 16, nei mesi più freddi di gennaio e febbraio dalle 12 alle 16. Abbiamo trovato le risorse per ampliare l'orario, che quindi adesso porterà all'apertura fino alle ore 18, ma soprattutto non ci sarà più quell'interruzione che normalmente c'era nell'orario di pranzo, anche perché le persone che magari, non solo i turisti, anche le persone che lavorano, che vivono la città, proprio in quell'orario, pensiamo ai mesi più freddi, possono trovare un momento per trovare serenità, pace e scoprire un luogo che dal punto di vista anche culturale e storico è veramente bellissimo e straordinario. Oltre agli orari di apertura estesi, il comune sta avviando anche un'opera di restauro dei templi e delle statue presenti nel parco. Ci sono delle risorse già messe a bilancio per la sistemazione e il restauro delle parti lapidi, anche grazie a un contributo della Fondazione Cariparo. Quindi abbiamo anche la partecipazione di associazioni che si stanno assieme a noi interessando di questo spazio per valorizzarlo. Vogliamo che qui vengano organizzate iniziative come visite guidate o iniziative rispettose di un luogo comunque delicato, ma che possano permettere a quante più persone possibili di riscoprirlo. Cambiamo ora argomento, perché abbiamo raccolto la segnalazione di un residente che chiede maggior manutenzione per Porta Santa Croce. Ha visto? Venga un attimo, le faccio vedere. Vedi? Qui. Questo è un esempio, poi le buche, mancano i ciottoli anche di là. Porta Santa Croce è uno dei varchi più storici della città, da cui passò anche Re Vittorio Emanuele e ora avrebbe bisogno di un po' di manutenzione. È l'appello che fa Giorgio Barison, residente del quartiere Madonna Pellegrina, che ha chiamato la nostra redazione per lanciare un messaggio all'amministrazione comunale. Le mamme con le carrozzine non passano per di qua, fanno tutto il giro per Santa Croce perché non riescono col carrozzine non sono stabili nel passare. Perché i San Pietrini sono dissestati? Sì, se no bisognerebbe fare come che è Portello, che lì ci sono le fasce per passare con le carrozzine e con le biciclette. Basta poco, dice Giorgio, il problema sono i San Pietrini che in alcuni punti sono stati tolti e le pietre delle mura che spesso vengono sradicate da qualche vandalo. Beh, qui ormai le hanno tolte. Li si toglie e poi nascondono le cose. Alla sera si mettono qui perché ci sono i bar qui vicino, si siedono sulla muretta e poi lasciano lì tutte le bottiglie. E lì c'era un cestino, almeno lì buttavano là. Cosa fanno? Oltretutto appoggiano le bottigliette e poi le buttano giù dalla muretta. Per questo Giorgio, da residente attento, chiede che venga fatta un po' di manutenzione per ridare all'antica Porta Santa Croce il lustro di un tempo. Libertà di stampa e querele bavaglio, si è discusso anche di questo al direttivo del Sindacato Giornalisti Veneto. Direttivo del Sindacato Giornalisti Veneto a Padova alla presenza della segretaria nazionale Alessandra Costante, eletta da qualche mese a capo della Federazione Nazionale della Stampa. Un'occasione per discutere del ruolo dei giornalisti. In discussione in Senato in queste ore ci sono varie proposte di legge di riforma relative alla diffamazione a mezzo stampa, reato che prevede come pena anche il carcere. Una riforma che arriva dopo 2 sentenze della Corte Costituzionale che obbligano il Parlamento a legiferare. Tolgono il carcere, poi mettono delle sanzioni esagerate per quanto riguarda le condanne per diffamazione, che sono tali, perché quando si parla di 50.000 euro è una sanzione tale da impedire a un giornalista precario, ad esempio, di fare bene il proprio lavoro, perché si autocensurerà. Noi continuiamo a chiedere che quando ci sono delle querele bavaglio, in presenza di querele bavaglio ci sia anche una norma che imponga al querelante di dover versare almeno il 50% di quello che ha richiesto al querelato. Il 99% delle querele verso i giornalisti vengono comunque archiviate e per la stampa ora si profila un nuovo reato, quello di stalking. Lo stalking è una cosa
stranissima, l'abbiamo ereditato dagli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti importiamo tante cose, anche le fattispecie giuridiche più strane. Lo stalking nei confronti da persona a persona è la cosa più indimostrabile del mondo. Voglio vedere se invece è dimostrabile quello fatto da un giornalista a un privato. Un'occasione, quella del direttivo, per fare il punto sulla situazione della stampa veneta, con attenzione al cambio di proprietà delle testate del gruppo Gedi. Questo, se da una parte significa che i giornali non sono morti, perché molto probabilmente hanno ancora un significato, se l'imprenditoria veneta mostra tutto questo interesse, è veramente importante. Dall'altro abbiamo delle preoccupazioni perché speriamo e ci auguriamo che vengano tutelati i livelli occupazionali e anche comunque le condizioni di lavoro. Questo era l'ultimo servizio, da Padova è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.